ben sarebbe ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Indagando su un omicidio avvenuto nel 2014, i carabinieri hanno ritrovato un cadavere sepolto in un terreno del Reggiano. Si tratterebbe del commerciante siciliano Gaetano Impellizzeri. Incidente stradale mortale a Caltagirone in provincia di Catania. La vittima è una donna di 65 anni, investita e trascinata per una ventina di metri. Vano ogni tentativo di rianimazione. È deceduto invece all'età di 89 anni Giuseppe Ruta, conosciuto come Peppino, storico volto della UIL a Modica in provincia di Ragusa. Ha dedicato tutta la sua vita all'attività sindacale. Furiosa lite ad Adrano, siamo sempre nel catanese, dove un 24enne si sarebbe vendicato contro uno dei responsabili di un noto wine bar per presunte ingiustizie subite e avrebbe danneggiato la sua auto. E infine chiudiamo con il meteo. Per domani 13 luglio si prevede una giornata soleggiata in tutte le province, le temperature però si mantengono elevate con punte fino a 36 gradi. Ed è tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti domani nella TG delle 13:30. Arrivederci e buona serata.